Si è conclusa a Lampedusa la sesta edizione del premio che ogni anno ricorda la figura di Cristiana Matano, una giornalista brava e competente che ha raccontato la Sicilia con le sue 1000 sfaccettature, che si propone di riconoscere quei giornalisti che si dedicano con devozione a fare corretta informazione. La sesta edizione, tornata alla tradizionale data di luglio, è stata una delle più ricche per qualità dei partecipanti e presenza di spettatori. Il premio per il presidente Filippo Mulè, che organizza l'evento, serve a evidenziare l'importante lavoro svolto dal buon giornalismo, raccontando i valori della solidarietà e del dialogo. Tra i premiati anche il capitano dell'Arma dei Carabinieri di Agrigento, Marco La Rovere. Nel corso della cerimonia un ringraziamento particolare è andato anche al comandante della stazione di Lampedusa, Giuseppe Frenna. Dà sostegno e dà aiuto a tutti noi, anche a noi giornalisti, il capitano Marco La Rovere, comandante della compagnia dei Carabinieri di Agrigento, che invito... Eccolo qui, con l'applauso del nostro pubblico. Buonasera comandante, leggiamo anche proprio per le sue grandi capacità comunicative e il supporto dato negli ultimi 2 anni alla categoria di giornalisti. Ecco, la categoria dei giornalisti, grandi capacità comunicative. Capitano, è importante dare le informazioni giuste a tutti quelli che vengono sull'isola per raccontarla. È sempre un po' difficile perché alcuni problemi, alcuni tipi di reati che sono piccoli possono diventare macroscopici in questo frangente, quindi come ha detto lei bisogna dire poco ma buono, bisogna dire la verità, bisogna dire le cose giuste. Di solito la verità. Sì, ovviamente si spera sempre di poter veicolare, bisogna sempre essere un po' garantisti anche con chi abbiamo a che fare, no? Nel senso che molto spesso ci occupiamo di cronaca nera, di reati sempre così piacevoli da sentir dire. Lampedusa soffre di diverse tipologie, come possono essere reati ambientali o microcriminalità. Ecco, molto spesso determinati reati, come quelli ambientali, vengono in subordine rispetto a un furto in abitazione che ha la sua importanza, poi si gigantisce rispetto ai tanti reati di tipo ambientale. Che sì, invece sono importantissimi, perché in un'isola come questa il patrimonio ambientale, diciamo, la ricchezza fondamentale. Allora, consegna il premio al capitano Marco La Rovere Lorenza Frucci, assessore alla cultura del Comune di Roma, che salutiamo con un applauso. E qui a Lampedusa in questi giorni le abbiamo chiesto anche di consegnare un premio, in questo caso alle istituzioni, ai carabinieri. Allora, grazie mille, ecco il premio e ovviamente complimenti per il lavoro che svolgete quotidianamente per le istituzioni ma anche per tutti i cittadini. Grazie assessore. Le chiediamo un saluto, insomma lei in questi giorni è in vacanza anche qui. Sì, effettivamente sono in vacanza e quindi vi ringrazio veramente per questo invito, per avermi accolta.